Molto e già i ladri hanno colpito nell'abitazione di Germano De Luca, l'85enne alla guida del SUV che si è schiantato contro il bus carico di studenti a Piavon di Oderzo. La scoperta del nipote andato a prendere il vestito dello zio per il funerale. E ladri scatenati la scorsa notte in tutta la Marca, prese di mira diverse abitazioni, approfittando di Halloween che ha fatto uscire di casa molte famiglie. Tanti danni, ma magro il bottino. Shock in via Caldibreda a Treviso. Oggi pomeriggio i residenti vedono due ragazzini distesi sui binari. Volevamo sentire i treni, hanno detto. Interviene la polizia. Auto fuori strada, 4 ragazzi feriti in modo non grave a Castello di Godego. La notte di Halloween è stata di super lavoro per le forze dell'ordine impegnate nei controlli straordinari di prevenzione. Celebrazione solenne in cattedrale a Treviso per la festa di Ognissanti, richiamo del vescovo Tomasi che nel pomeriggio ha presieduto anche la funzione per i defunti al cimitero di San Lazzaro. Martedì alle 10:30 con Scio i funerali di Emanuele Bellò. Aveva appena finito il pronostico 2026 dello Schieson trevisan. Sporcizia rifiuti nell'area parcheggio a pochi passi dall'area commerciale di Treviso Sud a Silea. L'ultima segnalazione, uno scatolone pieno di pile esauste. Festa di Ognissanti, nonostante quest'anno cada di sabato, sono parecchi i turisti che hanno deciso di trascorrere una o più giornate a Treviso e nella Marca. Gettonate le visite guidate per le vie del mistero ed il tour sulle colline del Prosecco. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Non è ancora stato sepolto e già i ladri hanno colpito nella sua abitazione rimasta vuota dopo la tragica morte di Germano De Luca, l'85enne alla guida del SUV che si è schiantato contro il bus carico di studenti a Piavon di Oderzo. Indagini in corso per capire se e cosa i ladri siano riusciti a rubare nella villetta di Fregona. Hanno fatto irruzione nell'abitazione di Germano De Luca, l'anziano di Fregona, morto nel terribile schianto contro il bus a TVO mercoledì a Piavon di Oderzo. Ladri senza ritegno, quelli che hanno forzato la porta di casa dell'85enne ancora all'obitorio in attesa che venga dato il nulla osta per il funerale. Ad accorgersi dell'effrazione il nipote dell'anziano. Ieri mattina con mia sorella ci siamo recati presso l'abitazione di mio zio per cercare un vestito per il funerale. Come siamo arrivati sulla porta ho visto subito che era stata forzata. Impossibile non accorgersi dell'effrazione, anche perché proprio il nipote, dopo la notizia della morte dello zio, era andato a chiudere la casa. L'uomo ha quindi chiamato i carabinieri di Vittorio Veneto. Siamo entrati con loro, accendendo le luci dell'abitazione. Abbiamo visto che i ladri, chiunque fosse entrato, aveva rovistato nei cassetti dappertutto, dietro i mobili, dietro i divani, cercando dei valori. Dubito che mio zio avesse dei valori in casa ed è impossibile quantificare cosa avessero portato via. Anche il sindaco di Fregona, Giacomo De Luca, amministratore di sostegno dell'anziano, si recherà nell'abitazione nelle prossime ore per cercare di capire se e cosa possa essere stato rubato. Molto improbabile che chi si è introdotto nella casa non fosse a conoscenza di quanto accaduto all'85enne e verosimilmente pensava di trovare del denaro o dei preziosi nascosti. Quasi impossibile che nessuno sappia che mio zio è morto, visto l'esposizione mediatica anche a livello nazionale che hanno dato a questo fatto. Un episodio che lascia sgomenti i familiari di Germano De Luca, come l'intera comunità di Fregona, già colpita da quanto accaduto all'anziano. Ognuno ha una propria coscienza. E ladri scatenati la scorsa notte nella Marca, prese di mira diverse abitazioni, approfittando di Halloween che ha fatto uscire di casa molte famiglie per il tradizionale dolcetto scherzetto dei più piccini. Tanti danni, ma magro il bottino grazie ai sistemi d'allarme e al controllo del vicinato. Hanno puntato su Halloween i ladri in azione la notte di tutti i santi nella Marca. Hanno atteso che le famiglie uscissero all'imbrunire per il tradizionale dolcetto scherzetto per introdursi nelle loro abitazioni, come in via Caldibreda nella casa di Cristina Tronchin. Verso le 7:25, 7:30 siamo uscite di casa con mio figlio e mio ex marito e dopo siamo stati fuori 3/4 d'ora neanche. Quando sono rientrata alle 8:20 ho scoperto che
i ladri avevano tentato di entrare e quindi hanno spaccato gli scuri e la finestra, però fortunatamente è scattato l'allarme e quindi non sono riusciti a entrare in casa, sono scappati. Ladri professionisti, visto che Cristina aveva notato un'auto ferma alla sua uscita, in un punto dove si vede poco e soprattutto dove c'è un passaggio a livello chiuso da tempo. Probabilmente pianificavano il colpo che hanno tentato di mettere a segno da questa strada al di là della ferrovia per poi scavalcare la recinzione. La salvezza è stata l'allarme e adesso stiamo cercando anche di prendere ulteriori provvedimenti per tutelarci, perché la nostra è una strada chiusa, ci sono circa una ventina di case su questo tratto, dall'altra parte ce ne sono un po' di più, non ci sono telecamere, quindi probabilmente faremo anche un'azione per chiedere all'amministrazione comunale di installare delle videocamere nella zona qui di Santa Maria del Rovere, via Ghirlanda, via Cal di Breda, Quette. Danni considerevoli al balcone e alla finestra, ma quello che stupisce Cristina è la forza che hanno messo i ladri per scassinare l'infisso. Hanno divelto, faccio vedere, la barra d'acciaio della protezione senza neanche smuovere la chiave, la vite di sicurezza, per cui hanno fatto questo e poi hanno rotto la finestra in più punti. Fortunatamente è una finestra rinforzata e c'è il sensore sulla finestra d'allarme. Ma questo non è stato l'unico episodio della notte di Ognissanti. Più o meno nello stesso orario, ladri in azione a Pero di Breda, in questa casa di Vicolo Marche. Qui i proprietari hanno visto con la videosorveglianza a distanza l'arrivo dei malviventi e hanno subito attivato il controllo di vicinato che probabilmente li ha messi in fuga, dopo purtroppo comunque aver messo sottosopra parte dell'abitazione. In questo caso, da parte dei carabinieri e della polizia locale, è scattato subito un dispositivo di controllo sulle strade principali, mentre i ladri sarebbero poi stati avvistati tra le campagne di via Tito Sperti a Cavrie. Ed ancora in via Cal di Breda a Treviso, perché oggi pomeriggio i residenti lungo quel punto della ferrovia Treviso-Udine hanno sorpreso, pensate, 2 sedicenni distesi sui binari. È stata Cristina Tronchin la prima a notarli, 2 minorenni distesi sui binari della tratta Venezia-Udine giusto all'altezza della sua abitazione di via Cal di Breda a Treviso. 2 presenze seminascoste dalle rotaie, ma visto quanto accaduto la notte scorsa, che non sono passate inosservate a chi stava provvedendo a rimettere a posto la recinzione divelta dai ladri. Con lei altri vicini che hanno subito allertato la questura, che ha provveduto a verificare non transitassero treni in quei momenti. E mentre stava arrivando una volante e i residenti verificavano che i giovani non fuggissero lungo i binari, Cristina ha anche chiesto ad uno dei 2 un numero per avvisare i genitori, ottenendo però solo un no seguito da una sfilza di male parole. Pochi minuti dopo gli agenti della questura hanno preso in custodia i 2 sedicenni che avrebbero giustificato il gesto dicendo che semplicemente volevano sentire direttamente dalle rotaie la vibrazione dell'arrivo di un treno in corsa. Auto fuori strada, 4 ragazzi feriti in modo non grave a Castello di Godego. La notte di Halloween è stata di superlavoro per le forze dell'ordine impegnate nei controlli straordinari per prevenire incidenti, vandalismi e problemi legati all'assunzione eccessiva di alcolici. 4 giovani feriti, per fortuna non seriamente, nell'auto uscita di strada è finita in un fossato, ma poteva andare molto peggio. È questo il fatto più grave verificatosi nella Marca nella notte di Halloween. I giovani, 3 ragazzi e una ragazza, stavano rientrando da una notte di festa quando poco prima delle 5 il conducente ha perso il controllo della Golf che è finita nel fosso adiacente alla carreggiata in via Chioggia, Castello di Godego. Udito il botto sono stati i residenti a lanciare l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco e di sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato all'ospedale i ragazzi, nel frattempo usciti autonomamente dalla macchina. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso anche per verificare l'eventuale assunzione di sostanze. E quella di Halloween è stata una notte di controlli potenziati da parte della polizia locale anche a Treviso, sia sul fronte della prevenzione di incidenti stradali, in particolare in zona San Tommaso e tra via Fonderia e Piavesella. 94 i veicoli verificati,
una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza sul PUT ed un incidente tra un'auto ed uno scooter con il conducente dello scooter trasportato in ospedale in condizioni non gravi. Verifiche anche nei locali pubblici per l'eventuale somministrazione di bevande alcoliche a minori, nessuna violazione riscontrata. In centro città è stata elevata una sola sanzione per detenzione di alcolici, nello specifico una bottiglia di amaro, ad una ragazzina minorenne successivamente riaffidata alla madre. Alcuni interventi per prestare soccorso a persone che avevano alzato un po' troppo il gomito anche da parte del SUEM. Ed in questi giorni di grande afflusso ai cimiteri per la commemorazione dei defunti sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine, soprattutto per la prevenzione di furti e borseggi, purtroppo sempre più frequenti in questo periodo dell'anno. La raccomandazione è quella di non lasciare mai borse nelle auto o comunque incustodite mentre si prega o si sistemano le tombe dei propri cari. Ieri a Vittorio Veneto, tra Ceneda e Carpesica, una decina i furti messi a segno nelle auto nei pressi dei cimiteri. E celebrazione solenne oggi in cattedrale a Treviso per la festività di Ognissanti, forte il richiamo alla chiesa trevigiana da parte del vescovo Michele Tomasi, che nel pomeriggio ha anche presieduto la funzione per i defunti al cimitero maggiore di San Lazzaro. O siamo chiesa delle beatitudini, insieme alle schiere dei santi e incamminati verso la santità noi stessi, oppure non siamo nulla. Questo è il monito del vescovo Tomasi alla chiesa trevigiana. Nel giorno della celebrazione in cattedrale dedicato a tutti i santi, l'indicazione è di seguire i loro esempi. E non occorre guardare altrove o tanto in là nel tempo. Le testimonianze concrete sono davanti a noi e non solo in queste teche che raccontano le vite di Papa Pio X, di Suor Bertilla Boscardin o di Giuseppe Toniolo. I santi sono quelli che si fidano di Dio, quelli che pensano che l'orizzonte della nostra vita non sia chiusa sulle cose materiali, sulle cose anche importanti ma alla fine piccole della nostra esistenza, ma che ha un respiro infinito. Quelli che sanno guardare le persone accanto a loro, che sanno portare speranza, che sanno portare gioia, che sanno portare aiuto e vita. Santità, ha sottolineato il vescovo, che mai come nel nostro tempo è fatta di piccoli gesti quotidiani che diventano grandi esempi per tutti. Santità e pace, santità e pace, essere persone che pacificano, che rinunciano a un commento cattivo su qualcuno, le persone che rinunciano a rivalersi subito, a cercare vendetta, le persone che accettano anche di subire un torto ma poi lo trasformano in una catena di riconciliazione e di pace. Abbiamo tanto spazio per questo e ce n'è tanto bisogno in questo mondo che è lacerato davvero dalle guerre e dalle inimicizie. Questo in un tempo breve che è la vita e che per questo va vissuta per gli altri. Solo così, ha ricordato Monsignor Tomasi, nel pomeriggio al cimitero maggiore di San Lazzaro non ci saranno lacrime tra le tombe. Possiamo fare spazio nella nostra vita a quel po' di silenzio nel quale possa risuonare il nostro nome, chiamato con amore dal Dio della vita. Possiamo fare l'esperienza che ha fatto Maria Maddalena, che quel sepolcro è vuoto, che la voce di Cristo la chiama per nome, la chiama con amore, la chiama con affetto, la chiama con il senso profondo di tutta l'esistenza. Ancora cronaca, paura nel primissimo pomeriggio di oggi a Spresiano per un incendio che ha provocato danni ingenti in un'abitazione in via San Filippo. A dare l'allarme sono stati gli stessi residenti. Poco dopo l'una sul posto sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per un paio d'ore per domare le fiamme. Indagini in corso per accertare l'origine dell'incendio, ma si presume che le fiamme si siano propagate al tetto dalla canna fumaria. La casa nella quale erano in corso lavori di ristrutturazione quasi ultimati è al momento inagibile.
Si svolgeranno martedì mattina dalle 10:30 nella parrocchiale di Conscio i funerali di Emanuele Bellò, per molti il professore delle tradizioni popolari trevigiane, ma per tutti il Beppo Gobo da Casiera, autore del calendario Schieson Trevisan. Un infarto improvviso non gli ha lasciato scampo a 78 anni, proprio mentre stava terminando un altro dei suoi tanti scritti sulle usanze e sul sapere del mondo rurale della Marca. Suo l'impegno per far crescere il gruppo folcloristico trevigiano e la pastoria del Borgo Furo di Sant'Angelo, ma soprattutto schiere di studenti tra Luzzati ed il Riccati, dove ha svolto gran parte della sua attività da insegnante. E in tanti anche oggi l'hanno voluto ricordare sui social, tra questi il presidente della Trevisani nel Mondo, Franco Conte, che solo qualche giorno fa ha ricevuto da Bellò il pronostico per lo Schieson Trevisan del 2026. A Silea ora per ecovandali che hanno abbandonato nell'area di parcheggio nei pressi del casello di Treviso Sud rifiuti. C'è addirittura uno scatolone pieno di pile esauste. Hai visto cosa c'è? Sì. Hai visto le pile là in fondo? Quello mi preoccupa molto. Non vogliono rassegnarsi i residenti. Non vogliono accettare che l'area sia stata lasciata nel degrado. Sporcizie ovunque, rifiuti abbandonati e resti di confezione di cibo sparse qua e là. E poi l'ultima scoperta, uno scatolone pieno di pile esauste rovesciato sull'asfalto. Sono venuto casualmente da queste parti con il cane per fargli 2 passi e ho visto questo disagio ambientale, insomma, e dopo, facendo altri 2 passi col cane, ho trovato tutta questa cosa di pile esauste, insomma. Questo signore che le ha buttate lì aveva fatto 99, poteva fare 100, le poteva portare direttamente al posto stabilito. C'è chi viene qui per fare una passeggiata o per portare a spasso il cane, ma è impossibile non notare quella discarica di pile che qualcuno ha ben pensato di lasciare in mezzo alla strada. Penso che sarà anche un quintale e mezzo di pile, insomma. Penso che ci siano voluti degli anni per recuperare tutte quelle pile, e dopo ci sono i centri, non vedo il motivo perché le abbia portate qua. Un vero peccato, la zona è ampia e spaziosa, ma completamente trascurata. Ho detto, la prima pattuglia che vedo, perché a volte capita che trovi pattuglie di qua, o carabinieri o altro, ho detto li fermo e li faccio vedere, perché quello è un degrado pericoloso per l'ambiente, le pile proprio non vanno bene. Sarà un grosso problema pulire tutto questo spazio, insomma, e anche un costo non indifferente. A Montebelluna ora, dove la ricetta contro i bulli passa dalla tavola con un piatto di polpette ed un sano aperitivo, un invito semplice ma sincero rivolto ai giovani in un periodo in cui gli episodi di bullismo in città si fanno purtroppo sempre più frequenti. Venite qui, frequentiamoci, perché stare in pace e in amicizia con tutti è molto meglio che fare i bulli e rovinare la vita agli altri. Una polpetta contro il bullismo potrebbe essere la ricetta vincente per contrastare un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani. Siamo una quindicina di amici che ci troviamo tutti i giorni al caffè, e tutti professionisti che nella loro vita hanno già dato molto nelle loro attività, e adesso ci divertiamo con un po' di goliardia come questa di oggi, ma discutiamo anche di argomenti sociali, politici, musicali, di arte, ci confrontiamo un po' su tutto. Ragazzi e ragazze sono invitati a partecipare a questa sorta di caffè letterario contemporaneo, dove il cibo diventa pretesto per parlare, confrontarsi e ascoltarsi. Un'occasione anche per imparare a comunicare davvero con loro, al di là dei social e delle distanze generazionali. Piuttosto che colpevolizzare o dare delle responsabilità a qualcuno, è quello di dire, invitarli a essere più partecipi, più divertiti, più condivisibili, e trovare nel modo di vivere altre cose che sono le più semplici. La polpetta, accompagnata da un bicchiere di vino rosso e chiacchiere sincere, un modo semplice e genuino di passare il tempo. Forse è questo che spesso manca agli adolescenti d'oggi, soprattutto alla luce dei fatti di cronaca degli ultimi tempi. Vogliamo dire ai giovani, studiate, che la cultura vi farà sempre bene per tutta la vita.
avvicinatevi al sociale perché vi può solo far bene, perché c'è sempre qualcuno che sta peggio di voi. Divertitevi perché è il vostro dovere e compito e non entrate nel tunnel della droga, dei coltelli, perché devastate la vita a voi e ai vostri genitori. Morale, mangiatevi una polpetta che basta una mano. Se invece di andare a fare i bulli vi si mangiare una polpetta, sarebbe molto ma molto meglio. Linea alla regia, ora ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità, rimanete con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, oggi festa di Ognissanti, nonostante quest'anno cada di sabato sono parecchi i turisti che hanno deciso di trascorrere una o più giornate a Treviso e nella Marca. L'impressione è di una bella città, onestamente. Ci siamo un po' indaffarati a capire dove andare e come proseguire la visita. Da dove venite? Da Vicenza. Noi veniamo dall'Austria, è la nostra prima volta a Treviso. È bella, ma se ci fosse il sole sarebbe stato meglio. Comunque ieri sera abbiamo mangiato benissimo al ristorante. Prima volta a Treviso? Sì, la prima volta. Siamo arrivati questa mattina e per la giornata o 2 giorni, dipende un po'. Che impressione avete finora? È una bella città, come ci sono molte belle città in Venezia. C'è chi arriva per una gita in giornata da un'altra città veneta, chi dall'estero per visitare Venezia, ma non manca di fare una puntata anche a Treviso. Quello di Ognissanti, che solitamente rappresenta il ponte d'autunno per eccellenza, quest'anno cade di sabato. Non benissimo per chi vuole allungare le vacanze, ma comunque nella Marca, come nel suo capoluogo, l'affluenza di visitatori è buona. Abbiamo una visita guidata organizzata per le Vie del Mistero nell'ambito del Festival Veneto Spettacoli Mistero. È tutto pieno, ci sono anche partecipanti non solo local ma anche dal resto d'Italia, quindi ci fa piacere. Come sempre anche l'enogastronomia ha un ruolo importante nell'attirare i visitatori, soprattutto le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Ad esempio sono arrivati dei tedeschi che ci hanno chiesto proprio di visitare le colline, quindi con la loro macchina domani partiranno alla scoperta delle colline del Prosecco, ma sì, è una richiesta sicuramente. Treviso Centro, Fiumesile, colline del Prosecco sono ovviamente le richieste più frequenti. E torna domani a Treviso la Domenica Ecologica con le modalità ormai consuete, è la seconda delle 7 previste dall'ordinanza antismog del Comune di Treviso. Dalle 9 alle 18 domenica sarà vietata la circolazione dei veicoli all'interno del centro storico. Treviso poi non è neanche una città così grande che non si possa attraversare a piedi o in bicicletta. Adesso speriamo che il tempo sia un po' più clemente per utilizzare la bicicletta, però è anche un momento per viversi la città in maniera un po' più serena. Torna a Treviso la Domenica Ecologica nella giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, con lo stop alle auto dentro le mura della città dalle 9 alle 18. Per agevolare l'accesso ai visitatori verranno predisposti appositi cartelli ed indicazioni con i parcheggi consigliati sui pannelli a messaggio variabile installati lungo le principali vie d'ingresso alla città. Come sempre potranno circolare in deroga i veicoli dei residenti o domiciliati all'interno dell'area interdetta al traffico, limitatamente ai tragitti di accesso ed uscita. Ne avremo una poi il 26 di dicembre, una il 1 di gennaio e poi a scalare fino ad aprile. Dobbiamo avere anche un po' di pazienza e capire che questi momenti sono momenti che servono sia dal punto di vista ambientale sia per dare la possibilità di vivere la città in maniera diversa, e che nel futuro saranno sempre più presenti perché questo ci impone l'Unione Europea. Dalle ore centrali di domani forti piogge interesseranno la nostra regione, specie sull'area pedemontana e sulle zone montane. La Protezione Civile regionale del Veneto ha decretato l'allerta gialla dalle 14 di domani, domenica 2 novembre, fino alle 6 del mattino di lunedì. Saranno possibili frane superficiali e colate rapide, l'innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e sottopassi. Ed ora la politica. Nella prima edizione del TG di oggi Enrico Popolo di Popolari per il Veneto, che candida Fabio Buia alla presidenza della regione, illustra il programma del partito in tema di sanità e sociale.
Il fatto di potenziare la parte sociale legata a quella sanitaria è comunque nell'agenda di Fabio Bui. Qual è la differenza? La differenza è, senza offendere nessuno, la fattività. Cioè il fatto che noi abbiamo comunque una regione tra le più anziane d'Italia, poi tra l'altro io rappresento Belluno, e Belluno tra le varie circoscrizioni e province è quella che ha il maggior numero di anziani, quindi lo sentiamo ancora di più. Abbiamo sicuramente il problema dei medici che sono insufficienti, il problema degli infermieri, degli OSS, di tutto il personale sanitario, d'accordo, però le 36 circoscrizioni che fanno parte della Regione Veneto, secondo il nostro candidato a presidente, dovrebbero essere potenziate. Potenziate in che modo? Coinvolgendo le unità locali, coinvolgendo il comune e potenziando soprattutto il terzo settore, che in questo momento nel Veneto è il vero grande motore silenzioso che porta avanti una situazione altrimenti al limite del collasso. Quindi questo è il nostro programma, quello di stare vicino alle persone, come è nella natura politica del partito, Popolari per il Veneto, quindi vicino al popolo, e nel raccogliere bisogni e trovare questo tipo di soluzioni, cioè potenziare nei vari distretti un accesso diretto, liste d'attesa sicuramente più ridotte, la questione degli accessi con il triage bianco all'interno dei pronto soccorsi. Quando una medicina non funziona e una persona sta male e il medico non è disponibile, la gente non ha altra alternativa che fare questo, che rivolgersi intasando il pronto soccorso e togliendolo invece alle emergenze. Ecco, su questo bisogna lavorare, su questo bisogna agire, dare al cittadino l'opportunità di curarsi senza dover tirare fuori di tasca propria, senza doverlo portare a spendere privatamente, non potendoselo permettere, cure che altrimenti sarebbero dovute. Olimpiadi Milano-Cortina, il presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno lancia il grido d'allarme, le aziende del territorio sono poco coinvolte. Mentre il mondo attende con trepidazione le Olimpiadi di Milano-Cortina, il presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno lancia una nota dolens, come l'ha definita lui. Le aziende del territorio non sono state abbastanza coinvolte e non rispondono come ci si attendeva, anche se ancora manca qualche mese, le cose possono sempre cambiare. Vedremo alla fine quali saranno i risultati. Certamente c'è una nota dolens e che le aziende del territorio sono state poco coinvolte nella promozione. Ha messo troppi paletti per un territorio che è fatto di piccole e medie imprese, primo elemento. L'altro, ci aspettiamo in un secondo tempo un rientro perché c'è una visibilità a livello mondiale e di conseguenza un aumento del turismo, un aumento di quello che può essere non solo il turismo della bellezza delle nostre montagne o ville, ma anche della bellezza delle nostre imprese, il turismo industriale. Troppi paletti d'ingresso per un territorio che si fonda su aziende nate spesso da piccole imprese di genio e manifattura e che si sono trasformate col tempo paladine del Made in Italy nel mondo. Qui abbiamo le eccellenze con lo sport system e con l'occhialeria e questo verrà messo a frutto anche nei prossimi impegni che come Camera di Commercio faremo con i vari seminari, con i vari format che stiamo mettendo in campo. Ma la Camera di Commercio non resta ferma. Dopo aver concluso il forum Pimes nei giorni scorsi, si guarda già al prossimo progetto. Il forum Pimes è andato bene, i B2B che ci sono stati hanno dato risultati positivi, già qualcuno ha firmato qualche contratto, le visite aziendali anche, e adesso stiamo lavorando per un foro che riguarderà i paesi del sud-est asiatico, quindi America Latina, che ha una potenzialità col Mercosur, con l'italianità e gli oltre 800 milioni di abitanti, e il sud-est asiatico perché lì abbiamo India, Cina, solo lì ci sono 3 miliardi di persone, ma ci sono tanti altri paesi, e Singapore, quell'area lì è un hub per portare di là il Made in Italy, che è molto apprezzato, e quindi in tarda primavera faremo questi B2B. Ne abbiamo poi fatto 2 missioni, una a New York e una a Singapore, nei prossimi giorni sarò a Montreal e per fine mese di nuovo in Centro America. A Longarone Fiere ora con Arredamont, che non è solo una vetrina di prodotti ma anche il termometro di un settore, quello del legno arredo, che nonostante le difficoltà dell'export mostra vitalità e capacità di reinventarsi.
Il profumo del legno riempie i padiglioni di Arredamont, la mostra dell'arredare in montagna. Qui il legno non è solo materia prima ma simbolo di un territorio, della sua tradizione artigiana in gran spolvero all'interno del villaggio artigiano, dove le imprese mettono in mostra competenze e creatività con un obiettivo comune. Vogliamo sottolineare quanto sia importante la rete, la filiera, lo scambio tra le imprese che per andare nel futuro devono sempre di più fare questo, mettersi insieme, ibridarsi. È un bel esempio che la Confartigianato dà ai propri soci, perché da qui si deve partire e quindi questo villaggio è proprio un esempio di come poi gli artigiani anche fuori dal villaggio dovrebbero operare. In provincia di Belluno le imprese del comparto legno e arredo sono pari al 10% del totale delle attività artigiane. Oltre 1.800 addetti lavorano in un settore che, pur avendo perso qualcosa negli anni, trova nuova linfa nelle segherie e nell'arredo, entrambi in crescita. Nonostante un calo generale delle esportazioni di mobili, le aziende bellunesi e venete del comparto sanno guardare lontano. Nonostante ci siano differenti difficoltà a livello globale per quanto riguarda le prospettive sui dazi, per quanto riguarda le guerre che ci sono in Medio Oriente e in Ucraina, noi riusciamo a tenere un trend ancora positivo. Le prospettive sono ancora positive per il prossimo anno. Staremo a vedere cosa succede a livello globale. Arredamont si conferma così un punto d'incontro per il futuro del legno bellunese, un settore che guarda avanti tra tradizione e innovazione. I numeri sono importanti e da qui si parte per affrontare la sfida olimpica. Per noi è un momento unico, un'opportunità incredibile, quella delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Ci stiamo attrezzando per essere pronti a promuovere le nostre bellezze, i nostri tesori, le nostre eccellenze artigiane in tutto il mondo, con i miliardi di contatti che arriveranno da tutto il mondo al momento giusto per far conoscere quanti tesori abbiamo. E chiudiamo con un'importante comunicazione di servizio. Da lunedì il TG del Veneto di Antenna 3 parte 5 minuti prima, alle 18:25 anziché alle 18:30, più spazio quindi per l'informazione dalla nostra regione in un mese tra l'altro cruciale per il Veneto in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre. Le nostre redazioni dunque sono pronte a fare uno sforzo ulteriore e garantirvi ancora una volta un'informazione libera, plurale, obiettiva, sempre più ancorata ai territori. Appuntamento quindi da lunedì alle 18:25 con il TG Veneto di Antenna 3. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre dopo la sigla l'appuntamento è con il nostro meteo. Buon proseguimento, arrivederci.